mi è molto gradita questa occasione per in qualche modo mettere un puntini su i rispetto ad un'organizzazione che è veramente fantastica, che è quella dell'umanizzazione dell'ospedale. Io devo fare un plauso sia ai primari che si interessano di questa cosa, ma soprattutto all'associazione musicologiana che si è fatta, come dire, strumento per far sì che la musica diventi un momento di rilassamento, un momento di serenità per chi si trova, diciamo, in un momento di difficoltà, che sta in ospedale, perché vive in un ambiente dove certamente non si sta contenti. E dicevo, questa iniziativa mi ha toccato in modo particolare perché le occasioni in cui ho avuto modo di assistere ho dovuto vedere come ci sia un trasporto, come ci sia un'affettuosità tra chi suona e chi sente la musica. E ho visto momenti di serenità delle persone che anche magari in carrozzella, non perché stare in carrozzella sia sicuramente un fatto solamente negativo, però certamente non è una serenità. Ecco, anche persone in carrozzella, persone che sono venute con la vestaglia perché sono ricoverate, cose del genere. Ecco, particolarmente felice di assistere e avere questo momento di svago, questo momento di serenità che sono sicuro gli renderà meno difficile, gli avrà reso, gli renderà per quelle cose che sembrano in futuro meno difficile questa permanenza sia pure temporanea per alcuni, un po' più lunga per altri, nelle sale dell'ospedale, dove quel momento di rilassamento, quel momento di serenità contribuisce anche ad un migliore rapporto umano tra le persone. Si sviluppa quel senso di solidarietà e di amicizia che credo sia veramente la base, il fondamento dei rapporti umani, dei buoni rapporti umani, di quelli che noi tutti dovremmo avere reciprocamente in tutte le occasioni, non solo quando ci sentiamo